A una decina di chilometri a sud di Flumini Maggiore, tra colline intrise di piombo e di ferro, sorge il tempio di Antas, dimora del dio sardo Sardus Pater Babai, che i cartaginesi chiamavano Sid ad-Dir. Qui, nel 500 a.C., su un affioramento calcareo ritenuto sacro, fu eretto un primo sacello, un semplice recinto, dove la roccia stessa serviva da altare, annerita dalle ossa bruciate dei sacrifici. 2 secoli più tardi, quel tempio punico venne ristrutturato e attorno all'altare si depositarono frammenti di sculture, epigrafi, amuleti egittizzanti e 200 monete di bronzo provenienti da Sicilia, Sardegna e Cartagine, testimoni silenziose di un culto che univa le genti del Mediterraneo. Con l'arrivo di Roma, lo scenario mutò. Nel 38 a.C., per volontà di Augusto, sulle stesse fondamenta prese forma un santuario monumentale che il governatore Quinto Celio Proculo restaurò in epoca di Caracalla, fra il 213 e il 217 d.C. 6 colonne ioniche, alte circa 8 metri, reggevano il pronao. Dal gradino dedicato all'altare si saliva al podio, oltre il quale la cella custodiva un pavimento musivo. In fondo, l'aditon con 2 vasche quadrate impermeabilizzate in cocciopesto per l'acqua purificatrice. Al centro, probabilmente, troneggiava la statua del dio, un colosso stimato in 3 metri d'altezza, emblema di potere spirituale. Il complesso si allunga per 20 metri, articolato in pronao, cella e aditon. Accanto si leggono ancora i resti del tempio punico, di un villaggio e di una necropoli nuragica, mentre le antiche cave romane ricordano la ricchezza mineraria che attirò gli imperi. Col passare dei secoli, le pietre crollarono e la vegetazione avvolse ogni cosa, finché nel 1838 il generale Alberto La Marmora riconobbe fra gli arbusti l'eco di quelle colonne. L'architetto cagliaritano Gaetano Cima rilevò le rovine, ma occorsero oltre 100 anni perché, nel 1967, il tempio venisse ricomposto nella forma che oggi ammiriamo. Oggi, al calar del sole, la luce accarezza i capitelli e si insinua fra le fenditure del mosaico, riportando alla vita le voci di nuragici, punici e romani. Civiltà diverse che si succedettero senza spezzare il filo della devozione. Il tempio di Antas resta così, sospeso nel tempo, a ricordarci che la storia non è un susseguirsi di rovine, ma un respiro continuo che lega passato e presente in un unico atto di meraviglia.